Il 2014 è stato un anno difficile sia per i bilanci regionali che per quelli delle famiglie venete. Ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia in occasione di un incontro con la stampa a Palazzo Balbi di Venezia, al quale hanno partecipato tutti gli 11 assessori della Giunta. Le casse regionali hanno dovuto fare i conti con tagli statali che hanno ridotto i fondi da 550 milioni di euro del 2010 ai 79 di quest'anno. I veneti, dal canto loro, devono confrontarsi con la crisi che ha lasciato sul campo 200.000 disoccupati. È un piano straordinario per il lavoro che deve dare risposta assoluta ai 200.000 disoccupati che abbiamo. Le linee di investimento saranno sugli over 50, quindi chi avrà più di 50 anni, la fuga di cervelli, quindi i giovani, e poi ovviamente le imprese, l'aiuto alle imprese che è fondamentale, partendo da 760 milioni di euro che abbiamo. Nel rilancio economico del Veneto anche l'agricoltura può giocare un ruolo importante. È un'agricoltura che comunque ha dimostrato di essere un settore che va in controtendenza, non a caso abbiamo 160.000 aziende agricole, 6 miliardi di fatturato e 350 prodotti tipici. Dico che questa laboriosità i veneti in agricoltura l'hanno fatta vedere all'ennesima potenza e il risultato si vede, lo si vede sui mercati, lo si vede su molti prodotti tipici che crescono. E sul fronte dei pagamenti abbiamo fatto una grande riforma e siamo in linea con i pagamenti, c'è sempre qualche caso anomalo, però voglio anche ricordare che di fronte a 160.000 aziende agricole non è facile rispondere tempestivamente, poi insomma ci siamo. Poi a fare i primi della classe a volte qualche errore lo fai, però voglio anche ricordare che sono regioni nelle quali c'è il deserto di Tartari, non c'è nulla di programmato in agricoltura. Con il 2015 il settore agricolo dovrà confrontarsi con la nuova programmazione europea, una sfida importante ma anche un'opportunità importante. L'agricoltura è strettamente legata al presidio del territorio che nel corso di quest'anno ha dato prova della sua fragilità, a volte con conseguenze tragiche come quelle di Refrontolo nello scorso anno. Per questo Zaia ha sottolineato la necessità di completare le opere di difesa del suolo contro il dissesto idrogeologico e di bloccare le trivellazioni in Alto Adriatico autorizzate dallo Sblocca Italia. Abbiamo confermato questa contrarietà proprio con un provvedimento di giunta ricorrendo ovviamente a tutti i livelli di giudizio contro le trivellazioni e auspichiamo che il governo faccia la stessa cosa a livello nazionale, perché non possiamo accettare che in un catino d'acqua come l'Adriatico ci sia qualcuno che davanti alle coste croate faccia le trivellazioni e poi i danni li paghiamo noi. Preservare il nostro territorio significa tutelare il turismo, che rimane la prima industria del Veneto con 17 miliardi di fatturato l'anno. In generale ci sono state luci e ombre. Le ombre dovute da un maltempo che ha colpito il periodo più importante, quello dell'estate, che ovviamente ha colpito la montagna in particolare, ma un po' in generale. Eravamo partiti molto bene perché nei primi 6 mesi avevamo registrato un più 6%. Le luci vedo all'orizzonte come futuro, come opportunità. Sappiamo che nel mondo ogni anno crescono le persone che si muoveranno per turismo e noi vogliamo organizzarci in maniera tale di accontentare il maggior numero di persone, in modo particolare le persone che hanno delle disabilità, perché su questo io sono veramente orgoglioso di portare avanti questo progetto che ha portato il Veneto di essere regione pilota in Europa sul turismo accessibile. Questo credo sia la cosa su cui ho lavorato con maggior passione e sto ottenendo il maggior successo. Auspici per il 2015? Auspicio che il tempo ci dia una mano, nel senso non c'è ancora neve in montagna, spero nei prossimi giorni possa fare un po' di neve o almeno abbassare le temperature in maniera tale che si possa perlomeno sparare quella artificiale. È un'estate che sia all'insegna del bel tempo in maniera tale che questa ondata di turisti seguano il Veneto e portino anche nel nostro Veneto serenità e tranquillità da un punto di vista economico. Leggevo questa mattina sul giornale il Veneto candidato ad essere patrimonio dell'UNESCO. Certo, abbiamo già tantissimi siti che hanno questo riconoscimento, dalle Dolomiti alle città d'arte, da Venezia, Vicenza, Padova, Verona e così via. E vorremmo allargare questo valore a tutto il nostro territorio. Lo stiamo portando avanti ad esempio per i vigneti del Prosecco, lo stiamo portando avanti per il Garda. Allora, senza fare tanti puntuali riconoscimenti, facciamo che tutto il Veneto diventi patrimonio dell'umanità. Potrebbe essere un riconoscimento con conseguenze positive a livello di marketing territoriale, un'arma vincente in materia di promozione. A proposito di questo, Zaia ricorda che la Regione Veneto
con 4 milioni di abitanti ha a disposizione per la promozione turistica 3 milioni di euro all'anno. La vicina provincia di Trento, con un decimo degli abitanti, ne spende 50.